Sì, assolutamente. Io credo che questo è il culmine di un lavoro fatto da settembre fino adesso, tanto sudore, tanto lavoro e un ringraziamento speciale veramente ai ragazzi che ci hanno creduto fino alla fine. Anche oggi abbiamo trovato una squadra ostica, non è stata una delle nostre miglior partite a livello tecnico, però è uscita fuori oggi la grinta e la voglia di arrivare fino alla fine. Sì, personalmente abbiamo avuto un po' di paura e credo anche che sono arrivati in maniera così istantanea che non era facile neanche resettare. Secondo me, ma penso che sia normale, abbiamo pareggiato subito e lì è stata la svolta secondo me decisiva, poi fino alla fine. Poi dobbiamo anche dire che loro sono rimasti in 10, quindi mi sono anche messo con 3 punti per metterli un po' in difficoltà e alla fine insomma abbiamo trovato il gol vincente del 3-2. Beh, che cosa devo dire a Amodeo che mi ha fatto 30 gol? No, mi è passato praticamente tutta l'annata davanti perché dicevo no, non è possibile, anche perché ha fatto gol incredibile quest'anno il bomber Amodeo. Oggi ricordo che ci mancava il nostro capitano Alessandro Agate e Pier Nicola in Peduglia, due pedine importantissime. Niente, ho detto probabilmente andremo ai rigori, non ci credevo più, sono sincero. E invece alla fine il bomber mi ha fatto la sorpresa.